Sarà un capodanno senza musica, cancellati infatti concerti e feste in piazza, incluse le discoteche che rimarranno chiuse. Ci si prepara ad un capodanno principalmente in famiglia, con un record dei contagi che cresce vertiginosamente e che negli ultimi giorni ha raggiunto il triplo rispetto a 12 mesi fa. Ciononostante, il Paese vive queste feste natalizie con maggiore libertà, senza limitazioni sul numero degli invitati al cenone dell'anno, tra parenti ed amici e con qualche tampone in più per proteggere genitori e nonni. Ricordiamo che l'anno scorso, 2020, tutto il Paese era in zona rossa e c'era anche il coprifuoco. Come è spiegato, non ci saranno veglioni nei locali o in piazza, anche se chi ha fatto il vaccino e guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi ha il Super Green Pass e potrà andare a cena al ristorante. Sono già molti sindaci che hanno adottato provvedimenti di annullamenti di feste di piazza per il Capodanno, inclusa Agrigento, come molte altre città in Italia. A lamentarsi sono giustamente i titolari di locali da ballo, che per bocca del presidente Gianni Indino, presidente del sindacato, ha chiesto un incontro urgente con il governo per ricevere ristori immediati, tempi certi di riapertura, rimodulazione delle tasse che hanno strangolato le nostre imprese. Lo chiediamo, dice Indino, nel rispetto dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, delle nostre imprese giunte ormai sull'orlo del fallimento.